approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 19 del 31 marzo 2010, che disciplina, tra le altre cose, lo svolgimento del commercio del taglio su area pubblica nelle aree demaniali marittime del Comune di Caorle, rilevato che annualmente si ripropone nel periodo estivo, in relazione all'esercizio del commercio itinerante lungo i litorali di Caorle, Porto Santa Margherita, Lido Altanea, Duna Verde e Brussa, disciplinato dall'articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2012 numero 33 e dall'articolo 14 del regolamento comunale sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari vigenti, il fenomeno dell'abusivismo commerciale, sintomatico di una grave piaga socio-economico contraddistinta tra l'altro da concorrenza sleale e da illegalità diffuse direttamente correlata ad un mondo sommerso in cui realtà malavitose che sfruttano le persone autoalimentano le proprie attività criminose con il ricavato delle vendite abusive. Considerato a riguardo che compito dell'ente locale e delle forze di polizia è non solo quello di reprimere l'abusivismo nella sua complessività e articolazione, ma anche quello di porre in essere delle misure di carattere preventivo finalizzate ad arginare ed eliminare quelle situazioni in grado di favorire l'insorgere dello stesso, in considerazione soprattutto del fatto che il fenomeno sta raggiungendo livelli di pericolosa criticità per l'ordine pubblico e per la vivibilità della città. Atteso che l'articolo 14 del vigente regolamento comunale sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari prevede 1. L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è disciplinato dalla legge regionale numero 33 del 2002 e soggetto a nulla osta comunale. 2. È comunque vietato l'esercizio del commercio ambulante sullo specchio acqua antistante il litorale. 3. Con deliberazione di giunta comunale da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno saranno stabiliti i criteri per il rilascio del nulla osta e la stagionalità. Dato atto che nel corso delle attività di contrasto le forze di polizia hanno accertato che i venditori autorizzati titolari di nulla osta vengono utilizzati dalle organizzazioni che gestiscono il commercio abusivo come riferimenti geografici attorno ai quali costruire veri e propri bazar fissi o rete commerciali abusive, confidando anche nella ridotta deterrenza delle eventuali sanzioni previste a loro carico, dato atto che i cittadini clienti hanno difficoltà a distinguere i venditori abusivi da quelli autorizzati, rischiando peraltro di essere per questo sanzionati, ritenuto pertanto opportuno modificare l'articolo 14 del vigente regolamento comunale sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari come segue. Articolo 14. Disciplina del commercio al dettaglio. 1. L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è disciplinato dalla legge regionale numero 33 del 2002 e soggetto a nulla osta comunale. 2. I titolari di nulla osta comunale, i loro dipendenti e i familiari coadiuvanti dovranno esporre, al fine di essere immediatamente riconoscibili, un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia rilasciato dal Comune. Sullo stesso, oltre alla foto, dovrà essere indicato il nominativo del possessore, la denominazione della ditta, il numero e la data del nulla osta. A tale scopo i titolari di nulla osta dovranno comunicare al Comune le generalità dei propri dipendenti, ivi compresi i familiari coadiuvanti, e fornire le relative fototessere da applicare sul tesserino. È vietato ai titolari di nulla osta di impiegare simultaneamente più dipendenti in aree diverse anche se vicine per l'esercizio del commercio. 4. L'attività commerciale deve essere esercitata senza recare disturbo o turbativo ai bagnanti e senza limitazioni o pregiudizio per l'attività balneare e la fruibilità della spiaggia. 5. È comunque vietato l'esercizio del commercio ambulante sullo specchio acqua antistante i litorali. 6. Con deliberazione di giunta comunale da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno saranno stabiliti i criteri per il rilascio del nulla osta e la stagionalità, introducendo tra le altre cose l'obbligo di esposizione da parte dei venditori in possesso di regolare nulla osta e dei loro dipendenti o collaboratori di un tesserino di riconoscimento correlato di foto rilasciato dal Comune. Ritenuto inoltre di modificare l'articolo 36 del più volte citato regolamento comunale al fine di prevedere specifiche sanzioni per le violazioni dell'articolo 14, articolo 36, sanzioni. Le violazioni dell'articolo 14,2 del presente regolamento saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro. Le violazioni dell'articolo 14,3 e 4 del presente regolamento saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1000 euro. In caso di reiterazione delle predette violazioni
anno è prevista la sospensione del nulla osta da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 3 mesi. Per le violazioni dell'articolo 14,3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della confisca delle merci e delle attrezzature di vendita. Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 114, la legge regionale 6 aprile 2001 numero 10, il vigente regolamento comunale sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 19 del 31 marzo 2010, visto il piano comunale per il commercio sulle aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 37 del 22 giugno 2006, visto il TUE approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, visto lo statuto comunale, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo numero 267 del 2000 e dell'articolo 3 del regolamento comunale dei controlli interni in merito alla presente proposta di deliberazione, visto altresì il parere espresso dal segretario generale ai sensi dell'articolo 49,3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consiliare in data 27 aprile 2017 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, si propone al Consiglio di deliberare di approvare le modifiche e integrazioni come sopra enunciate al regolamento comunale sull'uso del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 19 del 31 marzo 2010, di conferire mandato ai dirigenti dei settori competenti per l'adozione di tutti i provvedimenti di specifica competenza necessari alla realizzazione di quanto disposto con il presente atto. Ci sono interventi? Prego, consigliere Ferraro. Grazie Assessore. In merito alla introduzione delle varianti alla violazione dell'articolo 36, alla definizione delle sanzioni, si parla di sanzioni amministrative e anche di possibilità, in caso di reiterazione delle violazioni nel corso dell'anno, della sospensione del nulla osta da 5 giorni ad un massimo di 3 mesi. Vorrei sapere cortesemente quante sono le sanzioni, le violazioni contestate e da quando comincia la sospensione. Grazie. Ci sono altri interventi? Capogruppo Miolo, prego. Sì, no, solo per esprimere il favore con cui appoggiamo questa delibera, che va nella direzione di uno strumento che tende veramente a dare un segnale importante contro un fenomeno che è quello dell'abusivismo, nei confronti del quale abbiamo sempre espresso posizioni abbastanza chiare. Quindi riteniamo che bene abbiate fatto, insomma, ad agire in tempi veloci per recepire un decreto e per portare all'attenzione di questo Consiglio una delibera che noi esportiamo in tutto. Grazie. Ci sono altri interventi? No, allora rispondo alla consigliera Ferraro che le disposizioni, quindi anche le sanzioni per le violazioni delle norme, si applicano dal 1 aprile al 15 ottobre e per reiterazione si intende anche una sola reiterazione dopo la prima violazione. Ho risposto? Sì, grazie. Bene. Procediamo quindi alla votazione. Voti favorevoli. Il Consiglio approva all'unanimità. No. Punto numero 12. Modifica regolamento comunale di polizia urbana, misure a tutela di particolari luoghi ex articolo 9 del decreto legge numero 14 del 2007, individuazione aree. Relazione Sindaco. La legge 18 aprile 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 2017, ha convertito con modificazione il decreto legge numero 14 del 20 febbraio 2017, il quale il Governo ha approvato alcune disposizioni intese alla promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana con l'obiettivo di potenziare l'intervento degli enti territoriali
e delle forze di polizia nella lotta al degrado delle aree urbane mediante un approccio che privilegia il coordinamento delle forze e la programmazione di interventi integrati. In particolare, con le norme a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano è stata introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro per chi pone in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione di alcune tipologie di spazi pubblici. A tal fine i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree, parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati o consistenti flussi turistici ovvero di vita e verde pubblico. Nei casi di cui trattasi al trasgressore è fatto ordine di allontanamento del luogo in cui è stato commesso il fatto. Quest'ultima misura, che costituisce la vera novità della riforma, si caratterizza come segue. L'ordine di allontanamento rivolto per iscritto dall'organo accertatore contiene l'indicazione che la sua efficacia cessa trascorse 48 ore dall'accertamento del fatto che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra aumentata del doppio. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al questore con contestuale segnalazione ai servizi sociosanitari ove ne ricorrono le condizioni. L'autorità competente in relazione alla violazione di cui sopra il sindaco del comune interessato e i proventi delle sanzioni sono devoluti al comune destinati all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano. In caso di reiterazione, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre che provvedimento motivato per un periodo non superiore a 6 mesi il divieto di accesso a una o più delle aree citate, individuando inoltre modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. La durata del divieto di accesso non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni se responsabile persona con precedente infraquinquennale, anche se si tratta di sentenza confermata in appello, per reati contro la persona o il patrimonio. Se si tratta di minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. In attuazione della disposizione di legge, in argomento gli uffici competenti hanno elaborato il seguente articolo da inserire nel vigente regolamento di polizia urbana. Articolo 93 bis, misure a tutela di particolari luoghi. La sanzione prevista al primo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 2017 numero 48 è applicabile nei confronti di chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione dei seguenti spazi: centro storico, aree pedonali urbane e zone a traffico limitato, come individuate con apposito provvedimento di regolamentazione della circolazione, aree nidi, passeggiate a mare denominate lungomare o comunque di particolare interesse turistico, parchi e aree adibite a verde pubblico. La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta l'applicazione della misura dell'allontanamento nelle forme con le modalità di cui agli articoli 9 e 10 della legge 18 aprile 2017 numero 48. Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale di approvare il seguente deliberato: la modifica del regolamento comunale di polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 dell'11 novembre 1951 mediante l'aggiunta dell'articolo di cui ho dato lettura. Ci sono interventi? Capogruppo Favero? Grazie. Allora, noi abbiamo compreso che questa delibera si limita a, come appunto recita l'oggetto, a individuare le aree su cui applicare le nuove norme che prevedono la possibilità di sanzionare, dunque di emettere un ordine di allontanamento e poi anche eventualmente di sanzionare chiunque crei intralcio, crei delle limitazioni alla libera accessibilità e fruizione degli spazi pubblici. Allora, questa è una norma già vigente, no? E per poterla applicare i comuni devono individuare le aree di applicazione. Allora, noi abbiamo sviluppato un ragionamento sulla norma in sé, non tanto sulla delibera che appunto riguarda solo l'individuazione delle aree. La norma in sé, se da un lato è condivisibile, riteniamo sia di grande problematicità la sua applicazione, perché il concetto di limitazione della libera accessibilità e fruizione è un concetto molto generico, molto ampio, e quindi l'applicazione di questa poi norma si presta ad una grande discrezionalità dell'operatore che di volta in volta si trova
a decidere se si ricade nella fattispecie oppure no, e con quali criteri, con quali limiti, con quali l'operatore può effettuare una valutazione appropriata se sia applicabile o meno la norma. Ed è una norma quindi che, essendo difficilmente applicabile, si presta poi anche al contenzioso, perché quando una legge è vaga e indeterminata, si sa che, per esperienza, si sa che poi il contenzioso risulta poi fortemente invocato dal destinatario della sanzione. Pertanto noi su questo provvedimento esprimeremo un voto di astensione. Ci sono altri interventi? Capogruppo Miollo. Grazie Presidente. Sì, un po', diciamo, siamo anche noi un po' perplessi, un po' preoccupati per l'applicazione di una norma che lascia ampio spazio nel momento in cui dovrà essere interpretata a decisioni soggettive. Indubbiamente questo potrà portare anche, come ha detto il Capogruppo Favaro, potrebbe portare anche all'innalzamento dei contenziosi, ma riteniamo di sostenere questa iniziativa auspicando appunto che possa trovare una felice applicazione, che possa essere anche questo un ulteriore strumento a disposizione degli organi preposti per poter svolgere un'azione di forte deterrenza contro fenomeni tipo l'abusivismo che, come la delibera precedente e la lista di applicazione di altre porzioni di territorio, affliggono, sappiamo bene, la nostra offerta turistica, e quindi noi voteremo a favore per questa ragione. Grazie. Altri interventi? No. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli? 12. Contrari? 0. Astenuti? 2. Il Consiglio approva. Punto numero 13. Regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi. Approvazione. Relaziona l'assessore Boatto. Grazie Presidente, buonasera. Vista la delibera consigliare numero 81, assunta in data 17/11/92, con la quale è stato approvato il regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi e successive modifiche e integrazioni, vista la legge regionale 11 maggio 2015 numero 8, ad oggetto disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva, dove è previsto che gli enti territoriali adeguino il regolamento in materia secondo i nuovi dettami normativi regionali, ritenuto appunto procedere ad una nuova stesura ed adeguamento del regolamento suddetto al fine di renderlo più adeguato alle nuove disposizioni di legge e di stabilire adeguati criteri e indirizzi per la gestione indiretta degli impianti sportivi e l'utilizzo degli stessi, visto la proposta del regolamento allegata A e B alla presente deliberazione per fare parte integrante e ritenuta meritevole di approvazione, dato atto che la suddetta proposta è stata invitata a tutte le associazioni sportive del territorio utilizzatrici degli impianti sportivi locali e che non sono pervenute osservazioni di regolamento, tanto premesso si propone al Consiglio Comunale di deliberare di approvare il regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi, che pertanto risulta nella nuova formulazione riportata dall'allegato A e B. 2. Di dare atto che il regolamento consta di numero 34 articoli. 3. Di abrogare integralmente il regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 81 del 17/11/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Capogruppo Favaro. Allora, siccome nel regolamento, nei due allegati a questa delibera, l'allegato A e l'allegato B, viene riportata la versione finale del nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi, senza però evidenziare i punti su cui sono state introdotte le modifiche e le integrazioni. Allora, senza voler fare polemica, però per rendere comprensibili gli atti sarebbe utile che quando si vanno a modificare
regolamenti venisse fornito un testo in cui sono evidenziate le modifiche. Questo per poter, altrimenti un consigliere dovrebbe prendersi il testo vecchio, confrontarlo con il testo nuovo, parola per parola, alla ricerca delle modifiche. Pertanto chiedo gentilmente all'assessore di illustrarci le modifiche introdotte nell'articolato del nuovo regolamento e nell'articolato dello schema di convenzione allegato B. Grazie. Lascio la parola al segretario. Laddove lei si è accorto considera che laddove possibile questa operazione è sempre stata fatta. Nel caso di specie si tratta di una revisione complessiva e sistematica del regolamento esistente, per cui sarebbe stato veramente un elemento di complicazione. Comunque lo schema era lo schema, la versione della richiesta era in deposito, ma è di una complicazione assolutamente poi fuorviante, per cui c'è un regolamento risalente ancora negli anni 90, quando l'assetto delle competenze era totalmente diverso. Non è un'operazione che in questo caso io stesso avrei consigliato. Sì, grazie dottor Nobile. Comprendo la questione, però chiedo per le prossime volte, se un documento è in deposito, solitamente la segreteria se lo trasmette, anche se non figura come allegato alla delibera, ma comunque è un documento utile alla comprensione della delibera. Chiedo che venga fatto in futuro comunque una trasmissione integrale di tutta la documentazione che è agli atti depositata nei giorni precedenti il Consiglio. Comunque rinnovo la mia richiesta all'assessore o al segretario, a chi voglia rispondermi, se ci potete illustrare in maniera sintetica, per carità, senza voler andare a toccare ogni singolo novità, se ci potete illustrare le modifiche introdotte con questa delibera. Grazie. Io qui ho il testo, però ci sono oltre, allora, la modifica, io qui ho tutto il regolamento, si parla di oltre 30 articoli più i 2 allegati, quindi si parla di circa una quindicina di pagine da leggere. Se vuole io lo leggo senza nessun problema. Capoluogo Miollo, prego. Grazie Presidente. No, vorrei unirmi anch'io alla richiesta del capogruppo, ma sottolineando del capogruppo Favaro, sottolineando che il capogruppo Favaro ha chiesto di mettere in evidenza quelli che secondo lei, Assessore, sono i punti salienti, senza leggere, ovviamente senza sottoporci alla lettura di tutto il documento integrale, ma facendoci semplicemente la cortesia di farci comprendere quali sono le novità di questo nuovo regolamento rispetto a quello che è superato. Grazie. Sì, allora faccio alcuni riferimenti su alcuni punti essenziali. Ad esempio, la differenza tra la rilevanza economica e la rilevanza non economica, che è un punto fondamentale di questo nuovo regolamento. La rilevanza non economica praticamente si fa riferimento all'utilizzo dell'impianto sportivo, facendo un esempio, per tutti quanti quelle partecipate del comune o che rispettino i requisiti della legge articolo 21,2. Per quanto riguarda invece la rilevanza economica, faccio un esempio molto semplice che tutti conosciamo: la nuova Caorle è una struttura che a termine del loro rapporto contrattuale rientra di proprietà del comune
e in quella fattispecie ci dovrebbe andare ad esercitare un bando, una gara per poter poi acquisire quella proprietà e poterla gestire come in questo caso, perché è stata costruita data l'amministrazione comunale alla scadenza di un accordo contrattuale tra l'amministrazione comunale e chi lo ha realizzato. Un altro elemento fondamentale è l'articolo 10,5 la lettera A, degli spazi dell'utilizzo degli ad esempio della palestra o di altri proprietà dell'amministrazione, come può essere lo stadio, ecco. Ad esempio in questo momento è gestito da un unico ente, avendo più spazi all'interno delle stesse strutture, come ad esempio la zona tennis o quante altre potrebbero essere suddivise per avere più utilizzi, più gestioni all'interno della stessa identica struttura. Qualcos'altro? Qualcuno vuole chiedere qualcosa in particolare? Se non ci sono altre domande, procediamo alla votazione. Voti favorevoli? 12, contrari? 0, astenuti? 2. Il Consiglio approva. Punto numero 14. Rinnovo concessioni in uso gratuito degli impianti sportivi alla Fondazione Carlo Città dello Sport. Relazione all'assessore Guotto. Grazie Presidente. Permesso che con delibera consigliare numero 22 del 5/5/2009 il Comune di Capri ha approvato la costituzione della Fondazione Carlo Città dello Sport con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli impianti sportivi, favorire l'intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico-sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo libero. Con lo stesso atto sono stati approvati la bozza dello statuto e le linee guida per l'approvazione da parte della Giunta Comunale della Convenzione tesa a disciplinare i rapporti tra il Comune e la Fondazione e la bozza di piano finanziario della Fondazione. Con delibera consigliare numero 35 del 29/6/2009 è stato adeguato allo Statuto di Fondazione Carlo Città dello Sport secondo le indicazioni delle autorità preposte alla stesura dell'atto e al riconoscimento della personalità giuridica. In data 9/7/2009, con atto del notaio dottoressa Maria Sboronte, segretario numero 23048, raccolta numero 9445, si è proceduta alla costituzione formale della predetta fondazione. L'articolazione delle funzioni inerenti alla gestione sportiva della Fondazione Carlo Città dello Sport, così come la loro organizzazione nel corso degli anni, sono risultate idonee al raggiungimento degli obiettivi connessi allo sviluppo della comunità locale e alla valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, mediante il coinvolgimento attivo dei corpi intermedi, enti, associazioni, eccetera, contrapponendo all'idea di una cittadinanza di mera fruizione, una situazione di partecipazione e di azione in cui è valorizzata la creatività e la propositività dei singoli e delle formazioni sociali. La Fondazione Carlo Città dello Sport si è rilevata come un adeguato modello gestionale per garantire il controllo, la razionalizzazione e la gestione più efficace e flessibile delle risorse, al fine di consentire il superamento di alcuni fattori di criticità rilevati, assicurando adeguate dotazioni di bilancio necessarie al finanziamento delle attività programmate, anche grazie al coinvolgimento qualificato di soggetti finanziatori e collaboratori esterni, aumentando altresì l'efficacia gestionale degli impianti, applicando soluzioni caratterizzate da forme di conduzione e modello integrato. Il ricorso alla costituzione di una fondazione è risultato in particolare idoneo alla promozione dell'intervento di soggetti associativi privati intenzionati a legare la propria immagine in modo più significativo e continuativo alla nuova istituzione cittadina e a divenire protagonisti sul territorio del perseguimento delle sue politiche, qualificando l'intervento pubblico essenzialmente attraverso il coinvolgimento delle varie realtà sportive e turistiche, interessate a dare un apporto diretto e partecipativo, favorendo in tal modo la nascita di una sorta di associazionismo diffuso. Ad assumere un ruolo determinante, centrale, di riferimento nel tessuto sociale sportivo della località, ad assolvere le funzioni demandate dall'amministrazione comunale quale strumento operativo nell'ambito sportivo e turistico. Gli elementi distintivi della Fondazione Carlo Città dello Sport sono
scopo di interesse generale e comunque di utilità sociale, assenza di scopo di lucro, presenza del Comune di Carle sia in veste di fondatore sia mediante i propri rappresentanti dell'organo di indirizzo e gestione, possibilità di adesioni successive ma non automatica e l'atto costitutivo in qualità di partecipanti variamente denominati. Considerato che da un'attenta analisi e ricerca condotta sul piano strategico, giuridico, amministrativo ed economico-contabile, con particolare riferimento al confronto tra analoghe strutture sia a livello regionale che nazionale, in cui contesto caratterizzato essenzialmente dall'erogazione di servizi privi di rilevanza economica, viene identificato nella Fondazione quale risulta dal combinato disposto dagli articoli 14 successivi degli articoli 1332 del Codice Civile la figura giuridica più idonea a soddisfare le esigenze necessarie alla gestione degli impianti sportivi comunali. Dato atto che per caratteristiche gestionali, per dimensioni e complessità delle strutture, gli impianti sportivi oggetto di concessione gratuita alla Fondazione Carlo Città dello Sport sono improduttivi di utili in considerazione dell'aspetto sociale e funzionale alla gestione degli impianti sportivi, dell'applicazione di tariffe popolari, tali da rendere la gestione anche economica, in quanto gli introiti sono insufficienti per coprire i costi di gestione, degli elevati costi energetici e gestionali da sostenere, date le dimensioni dei maggiori impianti sportivi in oggetto, della gestione degli impianti sportivi in funzione turistica, con gli utilizzi gratuiti o semi-gratuiti in occasione di eventi sportivi, turistici e culturali, atteso pertanto che la concessione in uso gratuito degli impianti sportivi comunali rientra nella fattispecie di servizi privi di rilevanza economica, considerato quindi che la Fondazione in questione si propone di rendere l'associazionismo strumento privilegiato di autogoverno del territorio, seguendo il principio di sussidiarietà stabilito dalla Costituzione, precisato che resteranno di competenza dell'amministrazione comunale il potere di controllo ai fini della salvaguardia, della garanzia e dell'uso degli impianti sportivi sulla base del principio contenuto al comma 24 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 numero 289, secondo cui l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito sulla base dei criteri obiettivi a tutte le società e associazioni sportive, la predisposizione di piani di sviluppo e intervento sulla nuova impiantistica e sulle grandi ristrutturazioni delle strutture esistenti, il potere di indirizzo e controllo sulle politiche sportive e turistiche domandate alla Fondazione, il potere di controllo nel rispetto dei parametri di determinazione delle tariffe d'uso degli impianti, in modo che l'adozione delle stesse da parte della Fondazione, conformemente all'orientamento sin qui tenuto dal Comune, tenga conto dei criteri di utilità sociale propria delle attività sportive. Ravvisata l'opportunità, alla luce di quanto procede, di prevedere la concessione in uso gratuito degli impianti sportivi comunali alla Fondazione Carlo Città dello Sport per ulteriori 8 anni, di riavere successivi atti della Giunta Comunale l'approvazione della Convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Carlo e la Fondazione secondo le linee guida allegate, considerato che per consentire alla Fondazione di realizzare efficacemente le sue attività istituzionali, il Comune di Carle conferirà annualmente a fondo di gestione della Fondazione una quota associativa a titolo di partecipazione annuale per il suo funzionamento in misura da determinarsi in quella sede. Tanto premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare di rinnovare, secondo le motivazioni riportate in premessa, alla Fondazione Carlo Città dello Sport la concessione in uso gratuito per ulteriori 8 anni degli impianti sportivi edifici comunali secondo l'attuale elenco allegato, di stabilire che nel bilancio di previsione triennale verrà iscritta apposita somma da conferire annualmente al fondo di gestione della Fondazione medesima quale quota associativa a titolo di partecipazione annuale per il funzionamento in misura da determinare in quella sede, di dare atto che saranno regolati e adeguatamente definiti da un'apposita convenzione della disciplina dei rapporti tra il Comune di Carlo e la Fondazione, da adottarsi con successivo provvedimento da parte dell'organo competente, secondo le linee guida allegate, tenendo conto delle esigenze e della peculiarità degli impianti in oggetto. Grazie. Ci sono interventi? Capogruppo Povaro. Grazie Presidente. Allora, rispetto a questo provvedimento, per iniziare la discussione pongo subito 2 domande. La prima questione
La delibera nel punto 2 del dispositivo stabilisce che nel bilancio di previsione triennale sarà iscritta apposita somma da conferire annualmente a fondo di gestione della fondazione medesima, quale quota associativa a titolo di partecipazione annuale per il suo funzionamento, in misura da determinare in quella sede. Quindi la domanda è: in questi anni quanto ha speso l'amministrazione comunale per il funzionamento della fondazione? Mediamente, ad esempio nel corso dell'esercizio 2016, o anche, se possibile, avere dato relativo agli esercizi precedenti. Seconda domanda. Il punto 3 del dispositivo della delibera rinvia ad un'apposita convenzione la disciplina dei rapporti tra il Comune e la Fondazione. Questa convenzione sarà adottata dall'organo competente. In questa sede la delibera nell'allegato fissa le linee guida rispetto alle quali impostare la convenzione. La domanda è: qual è l'organo competente nell'approvazione di questa convenzione tra Comune e Fondazione? Grazie. Ci sono altri interventi? Quanto riguarda il discorso economico, forse è meglio chiamare il dirigente che ha un'idea maggiore dei precedenti. Devo solo dire una cifra. Può accomodarsi un seggio, grazie.